I dati parlano chiaro. Il Veneto è la seconda regione, dopo la Lombardia, per presenza di immigrati. Sono uomini, donne, bambini, persone che lavorano e che cercano integrazione. Di fronte a loro un'Italia e un Veneto divise tra la paura dell'altro e il desiderio di convivenza. Così Monsignor Giovanni Sandonà, delegato Caritas per il Triveneto, commenta quanto contenuto nel dossier statistico Immigrazione 2008. Il clima culturale, il clima sociale, l'aria che si respira in Italia non è delle migliori. Sono sintomi di paura, di razzismo che si ripetono ormai sempre più frequentemente e che vedono nell'immigrato, nel foresto, diremmo in Veneto, un po' un capro espiatorio. Paradossalmente l'impressione è che forme diverse di fragilità e marginalità vadano in cortocircuito, la consueta, come dire, guerra fra poveri. E tuttavia, oltre a questi preoccupanti segni, che ripeto incidono sulle nostre fragilità, ne sono un po' la cartina al tornasole, danno una forma meschina a respiri corti, a paure che ci portiamo dentro in una società plurale che ancora non ci vede convivere in modo adeguato. Accanto a questo però c'è un paese reale, in buona parte disponibile ad imparare a convivere e a dialogare, capace di coniugare solidarietà e legalità. È l'Italia che esprime anche un secolo e mezzo di immigrazione vissuta in prima persona e che ha sofferto quelle chiamiamo quegli stigma che ora per certi aspetti vengono girati a quelli che fra di noi sono venuti in cerca di lavoro.